Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò a loro e disse: «A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Noi non dobbiamo mai dimenticare che i Vangeli non sono libri di storia, dove c'è un cronista incaricato di raccontare dettagli precisi sulla vicenda di Gesù. Ma un suo discepolo che vuole racconsegnare al lettore quella verità di fede che ci rende personalmente e come comunità migliori e autentici. Per capirci meglio, la Galilea dista 150 chilometri da Gerusalemme, dal luogo dove hanno deposto Gesù. L'invito dell'angelo alle donne che di buon mattino si recano al sepolcro a visitare la tomba di Gesù, di andare in Galilea, non è pertanto una annotazione geografica, ma è piuttosto il grande annuncio del Vangelo. Gesù risorto si rende visibile là dove ognuno di noi vive, lavora, lotta, sogna e spera. La Galilea, regione di frontiera che permette a Israele di toccare terre diverse e definite come pagane, è stata per Gesù il luogo dove si è consumata la quasi totalità della sua vicenda umana. Il contesto in cui è cresciuto nel più totale anonimato, all'interno di quella famiglia, in tutto uguale alle altre, alle prese con il lavoro, con la precarietà dei poveri, con le fatiche del vivere, in un paese occupato da forze straniere. L'Evangelista non ha dubbi. In Galilea, in cui Gesù risorto ci precede, la Galilea, meglio, in cui Gesù risorto ci precede, è il richiamo alla nostra quotidianità, dalla quale vorremmo tutti scappare, dove di fatto consumiamo la nostra voglia di assoluto e di infinito. È la Galilea un sogno ricorrente che ci tenta spesso. Illudersi che un giorno in cui riusciremo a scappare dal dove siamo, perché stanchi, delusi, incompresi, alle prese con fatiche, divisioni, litigi e forse anche invidie, si possa finalmente trovare quella pace e quella serenità di cui abbiamo tutti una profonda nostalgia. Se questo pensiero attecchisce in noi, si sappia, ci dice San Matteo, che il primo a proteggerci da quelle fantasie sbagliate e pericolose è Gesù Cristo. Scappare dalla vita non è mai sano, così come non è saggio
illudersi che solo in un altrove astratto e ideale possono esistere le condizioni per lo star bene. Gesù risorto ci vuole bene in questa vita, all'interno delle coordinate storiche e geografiche in cui siamo immersi e viviamo, con questi parenti, con quei figli, con quegli amici, con quelle relazioni che hanno costruito la nostra vita. Gesù risorto ci chiede di restare là dove siamo, nella nostra Galilea, ma ci invita anche a cercare tra le case in cui viviamo, lavoriamo e condividiamo la nostra vita, ecco il Vangelo che abbiamo letto, il monte che cambia il senso del nostro essere e del nostro correre insieme. Avete sentito? Gesù aveva detto: andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E qui oggi andarono sul monte che Gesù aveva loro indicato. Intuiscono cioè che la Galilea non è solo una regione geografica, ma è soprattutto il luogo ordinario e feriale in cui ognuno di noi vive. Ma capiscono anche che se non mettono in pratica le beatitudini di Gesù, quelle che Gesù ha proclamato dal monte in Galilea, la quotidianità non decolla e non incontra mai la libertà sperata. Per incontrare oggi Gesù risorto, per stare bene, ci dice questo Vangelo dell'Ascensione, dobbiamo andare sul monte delle beatitudini. Dobbiamo cioè, oltre il linguaggio simbolico, entrare in quella logica liberante che ci ha detto Gesù nelle beatitudini, la logica di chi si occupa di chi è oppresso, di chi piange, di chi soffre ingiustizia, di chi è alluvionato, perché il Dio di Gesù è con loro e in mezzo a loro e accanto chi soffre e si prende cura del debole. La prospettiva si rovescia completamente. Non dobbiamo scappare mai da dove siamo, ma abitare questa nostra storia individuando però ognuno di noi il monte che ci aiuta a stare con il Vangelo e con il messaggio di Gesù. Ed ecco il doppio movimento che ci presenta l'Evangelista. Il Dio di Gesù ci precede, ci trova e ci raggiunge, ma ci chiede anche di andare, di muoverci, di non smettere mai di cercare. Ci propone in pratica quella fatica del credere e del fidarsi del Signore Gesù oltre i riti e le semplici appartenenze o pratiche tradizionali. Un cammino certamente faticoso ma liberante per ciascuno di noi, ma indispensabile e profetico, anche per i nostri giovani, i quali non capiscono più i codici della tradizione e non si ritrovano più perciò nei nostri riti e nelle nostre pratiche di fede e vorrebbero provare ad affrontare la fatica dell'andare in Galilea per dare un senso alla loro vita, carica di ansie e di furti di futuro, ma rischiano di trovarsi sbarrato il cammino di chi li aspetta a messa. Giovani che cercano adulti
disposti ad accompagnarli in quel cammino che li aiuta a raggiungere il monte della Galilea e non cittadini delusi dalla politica o cristiani confusi e spenti. Ultimo, ma non meno importante, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È un'espressione che può dire solo Gesù. Solo Gesù può dire io sono e usare così il nome di Dio, io sono. Solo Gesù può usare questa formula, nessun altro, il che significa che chi vende la tesi che Dio è con noi è perché vuole legittimare la sua voglia di dominare e sta cercando un lasciapassare per usare la violenza. Se non è Gesù a dire io sono con voi, è forte il rischio che si stia preparando qualche guerra. E la storia di ieri e di oggi conferma la forte attualità e chiarezza del Vangelo. Buona domenica a tutti. Caro Gesù, non l'avevo mai notato. All'inizio del Vangelo di Matteo c'è scritto che a te sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. E alla fine ci sono le stesse parole. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù, è bello sapere che tu sei sempre con noi, quando le cose vanno bene, ma anche quando vanno male. Tu, Gesù, non sei lontano da dove viviamo, dalle nostre città e dalle nostre case. E soprattutto sei con noi per farci sentire il tuo amore e il tuo perdono. Grazie Gesù, perché il tuo Vangelo mi aiuta a non dire sempre io, e a scoprire la bellezza del noi, anche se a volte è difficile stare insieme. Sono solo 6 parole. Io sono con voi tutti i giorni, ma cambiano tutto. Grazie Gesù.